dominicano, 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 dominicano y tiguerón, digiri, digiri, girón, dominicano y tiguerón, digiri, digiri, girón, dominicano y tiguerón, digiri, digiri, girón, digiri, girón, digiri, girón, blanco, azul y rojo, blanco, 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 azul y rojo, blanco, azul y rojo, blanco, 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 azul y rojo, dominicano y tiguerón, 50 por boterrón, que yo quiero desacatar mi voz, mucho que lo que es, que lo que lo que lo que es, que lo que lo que lo que es, que los gringos de aquel lado saben que la vuelta es RD. De camilla en emergencia, la bori y la despaché y se lo entraba y nada más decía que lo que lo que lo que es, que lo que lo que lo que es, que los gringos de aquel lado saben que la vuelta es RD. Yo soy dominicano, 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 dominicano y tiguerón, digiri, digiri, girón, dominicano y tiguerón, digiri, digiri, girón, dominicano y tiguerón, digiri, digiri, girón, digiri, girón, digiri, girón, blanco, azul y rojo, blanco, 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 azul y rojo, blanco, azul y rojo, blanco, 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 azul y rojo. Dominicano y tiguerón, míralo como camina, se le cayó el pantalón y con un rol en la muñeca y una pistola mal puesta y una mente envenenada. Erros, ok, de eso sonó con Mandingo. ¿Sí, Mandingo? Sí. ¿Qué lo que? Sí, Mandingo. Ah, ¿qué lo que? ¿Tú también eres dominicano? Ah, pero él también es dominicano. Soy dominicano, dominicano, dominicano. Ok, mi loco, te voy a hacer una pregunta, te lo voy a hacer en español, te voy a hacer una pregunta bacanísima. Dime. Papá, en una salida con una tipa, Sí. ¿quién es que paga? ¿Tú o ella? Ella. Estás scherzando. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo de Prince. ¿Cómo así? Ella. ¿Por qué? Ella. ¿Por qué? Porque el hombre paga demasiado. Pero ¿qué cosa que tú tienes que te tienen que pagar a ti para salir? Porque era muchacha, ella no paga más. Cállate. Ella no paga. Ella no paga nunca. Yo siempre pagaré yo. Ella no paga más. Non ho mai sentito questa lingua. Ay, no se puede hacer, sí. Ella paga hoy. Está bien. Otra preguntita, te voy a hacer otra pregunta suavitel, mi loco, suavitel. Entonces, si una tipa te dice que está buenísima, vamos a salir y toda la vaina, ok, tú una vez la pones clara, le dices, mira, tú tienes que pagar, tú tienes que ponerme tú adelante, ¿tú sabes eso lo dice? No sé, ahí. Di che ahora no sabe. ¿Tú que no sabes? Tú dijiste que hay que pagar y ahora me dices que tú no sabes, que busque a alguien, que la vaina, que el mecanismo, que la vaina, que esto, que lo otro. Ella siempre debe pagar. Ella siempre debe pagar. Está bien, mi loco, dale play. Aquí tengo con Mandingo, mi loco, dale play. Hay que pagar para verlo ahí, ya tú sabes. No se habla tanto con la mujer, el buen mofá, mamagüevo. El buen mofá y basta. ¿Quieres que la ayude? A mí no me vengas con tu mierda, con tu vaina rara. No me hagas con esa vaina. ¿No me entiendes? ¿Qué es lo que tú quieres, dime? Tú hablas demasiado, loco, tienes que ejecutar rápido. Diablo. Mira cómo me está mirando. Es que hay mujeres que les gusta que les roguen demasiado y yo no tienen esa vuelta, Las mujeres quieren que uno le ruegue pila. Bolio, no que tú estás ahí la Ale Carly y no digo la parolacha porque decíamos su YouTube, pero ya ustedes entendieron. Pero ¿quién hay que pagar por el primo? ¿El homo o la dona? Paga los homos. Como que tú me fratello, paga los homos, pero poi noi vi ripaghiamo in un altro senso. Ok, va bene. Allora, tu sei una persona molto intelligente. Tu vai a una cena con la tua ragazza, ok? Avete speso 66 euro. Quanto è la metà? Ma io che cazzo ne so, scusa. Che difficile me la pusiste. A scuola io non sono mai stato bravo, a scuola. Un problema, su ahí, que no le hago problema. Ah, no, ok. ¿De dónde sei? Colombiano. Mierda, loco, un gusto, un placer. ¿De dónde? ¿De Medellín? Cartagena. Loco, te voy a hacer una pregunta fácil porque tú eres un tipo muy inteligente. Tiene cara de malo. Una persona inteligentísima, una persona culta. ¿Cuántos sono 7 pesetas? 42. Otro Puma, no. 49. Mierda, lo dijo, no, el tipo es duro. El tipo la mató. No sé qué dijo, pero miente. Y con esa cera tú arriba y con la toragaza. Ah, perfecto, bro. Pues sí que si pueda, dale play, loco. Dale play, ya tú sabes. Sea rabiato conmigo, sea rabiato conmigo. No, me da un abrazo. Dale play, papito. ¡Ey! ¡Oh! ¡Espera! Otro bata, Tom Cruise se me va.
Pete Diesel, papito. Hola, papacito, ¿cómo va la vaina? ¡Mierda! El tu amigo no todavía porque ganas cosas. Es 007. Cioè, nel senso, la sua ragazza lo sa che è qua, vero? Sì. Dai, papito. Ma oggi voi state facendo merda oggi? Attivo. Attivo, dale play, 25. Una ultima domanda. Allora, se tu vai a un ristorante, ok, e tu spendi 77 euro, quanto è la metà che tu dovresti dare? Metto 20 euro più per la trans. Ci vediamo dopo, testa di cazzo! Ok, Baila, o sea, c'erano i migliori ballarini del Veneto, porca puttana, perché lo dico io, cazzo. O sì o no? Así mismo. Claro que sí. Ditemi qualcosa di interessante questa sera. C'è un cazzo interessante, almeno io che sono ballerino. Tu, papà? ¿De qué? C'è qualcosa di interessante che ti è capitato questa sera? Bueno, nosotros bailamos durísimo, le metimos como tenía que ser, hasta si la cosa, el palco no era como tenía que ser. Yo veo che voi siete intelligenti. Tu sei intelligente, vieni qua papito, vieni. Allora, quanto sono 7 per 8? ¿Tú me estás diciendo a mí de verdad? El hueso. ¡Diablo! ¡Estos son blin blin! ¡Loco! Estamos hablando de dembow. ¡Los callatallos! Estamos hablando de dembow y el loco mío lo que me está hablando de matemáticas, ¿cómo así? Yo no soy un profesor. No, pero ahora, voi siete i migliori ballerini della zona del Veneto. La gente lo dice. A mí me quedan chiquitos todo el mundazo. Que tiren un par de pasos. Ora, è vero che le persone piccole hanno il cazzo grande. Lo va a tirar fuera, lo va a tirar. Yo estoy seguro de mí. Yo estoy segurísimo de mí. Chi paga per primo, el uomo o la donna? Dime, Chi paga per primo, el uomo o la donna? ¿te paga? La mujer, yo que yo la voy a chapear. No la voy a chapear. El hueso. Saco del bolsillo. El hueso. Y se la voy. Tanto fue así. El diablo, loco. ¡Está loco! Así mismo va a ser. Sono qua con i migliori ballerini del Veneto. Coming soon, prossimamente saranno i migliori ballerini di Lombardia, de Piemonte, De Lombardía. Dile a ellos que se queden allá, que ya ganamos también con ellos. Le enseñamos un par de pasitos. Dale para el pasito, le vamos a dar para el pasito, ahora dale para el pasito. Dale, bócate. Ay, lo mató, lo rompió. Allora, siamo arrivati, no? Come dei professionisti, no? Ma invece, e poi il microfono in questo angolo era spento. È spento! Ma porca di quella puttana! Sempre un sbaglio così. Cioè, zio caro, arrivare a questa età e sempre fare dire sbagli così è una cosa assurda. Cioè, un marocchino, un dominicano con il microfono spento. Io non avevo, io veramente ancora devo vedere robe strane. No. E questa è la parte più figa del video. Cioè, nel senso, eravamo concentrati, no? Proprio a fare il nostro lavoro e cazzo cerchiamo le ragazze belle per intervistarle, abbiamo trovato queste due marocchine, c'è un'altra che è mia amica Lubna, wow, spettacolo, guarda che fighe, madonna. E poi, zio porco, zio cane, e il microfono è spento. Stavano parlando di quanto erano innamorate di noi, tipo Giunes aveva due davanti a lui, erano a spassi di lui, e ovviamente senza dubbio con me stavano impazzendo, perché già, un bel negretto come me, dove cazzo vuoi trovarlo? È andata così, ragazzi, cioè cosa dovete fare? Però comunque bisogna tenere l'autostima in alto, perché da un certo punto, come si fa a tenere il microfono spento, zio porco? Ma neanche uno che si faccia dei funghi, figa. Beh, in teoria in effetti un po' mi faccio, però va bene, comunque lo stesso, bene, vi voglio bene ragazzi, e scusate, non c'è il microfono. Come è andata la serata? Allora, è andata benissimo,
All'inizio pensavo un po' noiosa, poi mi sono divertita. Hai altro da aggiungere? E questo sicuro sarà forse il mio ultimo drink. Contos, ma stai scherzando? Wow. Forse. Wow. Va bene. Wow. E poi prendi l'aereo per andare a Romania. No, voglio. Voi come siete andati questa serata? Benissimo, Ne avete benissimo. viste di tutti i colori. Sì, di più. Ancora dobbiamo Cosa vedere. hanno Chiara. raccontato gli altri? Sono interessata. Gossip. Cosa abbiamo raccontato? Niente. Abbiamo fatto domande così. Ah, mi sono dimenticato già pure. A me piace uno dei ballerini del fuego. Allora ti trovo uno di loro, vai tranquilla. Ti troverò. Ovviamente dovrai pagare il favore. No, mi piace già una a me. Ah sì? Ce l'hai inquadrato? Eh? Ce l'hai inquadrato? Da quanto tempo? Va bene. Allora, capitano. Hai una domanda. mio cugino. Suo cugino, piacere Mio cugino. Stefano. Papito, una domanda, ti faccio una domanda subito veloce. Per il video. Allora, papito. Allora, chi deve pagare per il primo vecchio? La ragazza o l'uomo? Fra l'uomo, assolutamente sì? l'uomo. Tu sei un tipo molto intelligente, loco. Molto intelligente perché hai detto quello. Dimmi 7 più 7 quanto fa? 7 più 7? Sì. 14. Più 7 21. Dale papito, dale play, ya tu sabes. Buona festa. Allora siamo ancora qua, siamo fermi nell'oblio del... Ehi loco, cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Io cosa ne penso? Fuoco. Allora, Miela, Tom Cruise. Ehi, ciao papito. Una domanda per te, dai, vieni Tom Cruise, vieni, che bello che sei, vieni qua papito. Miela, mira, guarda qua, Britney Spears. Vieni Spears, una domandina, una domanda. Ehi, Tom Cruise. Miela, che flow, papito, una domanda. Come tu hai imparato a vestire così? Spiegami, io voglio vestire come te. Come me? Boh, sinceramente è tutto merito di mia mamma e del mio fratellone. Siamo uguali, cazzo. Ah, tuo fratello! Inquadralo. Inquadrano quello che si può. Non si può 007 tuo fratello. No, papi, mio fratellone, cazzo. Io ti faccio una domanda perché sei intelligente, un'altra. Dove si trova l'Antartida? Come l'Antartida? No, non farmi queste domande. Ok, ci vediamo dopo, testa di cazzo! Poi pensano che sono bello e sei stupido. No, dove si trova l'Antartida? Tutto qua. No, l'Antartide. Però al nord, cioè, capito? Sicuro? Lo so, sono una brutta persona. Oh, complimenti, complimenti, sei. Wow, bellissimo. No, te lo guarda, mira, se mi ha illuminato, guarda. E gli occhi se mi hanno illuminato. Una domandina per te, vieni, una domandina per la discoteca. Allora parla così proprio alle spalle. Dimmi, ti è piaciuta la serata? Fantastica. Fantastica. Wow, ma hai classe proprio classe. Figurati. Uè, eccolo qua, Mattarella, vieni Mattarella, facci una domanda, papito. Allora, com'è andata la serata? Avete rimorchiato? Avete rimorchiato? Ovvio, guardala. Abbiamo rimorchiato. Andate a casa? Come bello figo, martellati? No, la serata si è andata bene. La serata è andata bene. Molto Come ti chiami? Thomas. Enrico. Rico? Giovanni. Giovanni, wow, però lui dice Giovanni come con flow. Una domanda per voi ragazzi. Allora, chi deve pagare il primo appuntamento? La donna o l'uomo? L'uomo. È l'uomo? Per me è l'uomo. Le donne. Wow, incredibile. Metà. Metà? Sì, metà. Poi se viene a letto gli do il resto. Ah, ok, le dai il resto? Wow. È tipo leggenda. Dale. Le donne. Ah, guarda lui, il flow, vieni, tira il picchete, no. Ese è del patio. El hueso, mi loco, pero mira que... El hueso, mi loco. Dime una roba, papito. Tú eres dominicano. Claro, de Lomina, ¿Seguro? manito. ¿De Lomina? Claro. No, ¿Y tú no ves sao, no, pero tú tienes un flow de mente. ¿Y come è andata la serata del fuoco? Perché devono venire le ragazze italiane a vedere i latini? Guarda, l'energia è positiva, la vibra è bella, devono venire tutti qua. Dopo che finisci la festa andiamo a scopare tutti insieme. Porca miseria, questo qua è straveloce. Siamo pazzissimi e basta. Andiamo fra. Ma io che cazzo ne so, scusa. No, ma perché? No, Bellissima la festa. Quando arriva il fuoco anche, bellissima. Ma raccontami una cosa, se tu vai a una cena e spendi 80 euro, la metà di 80 euro per due persone quanto fa?
40, fra. Mierda, el tipo le llega. Ok, papito, dale play, ya tú sabes. Marroquina, es la marroquina. Vieni qua, vieni. Es valia. No, ma tutta la gente che ha finanziato i nuovi uscire. Mira, sicurezza, capitano. Siamo qua, sicurezza. Una domanda per te. Capito, chi deve pagare il primo appuntamento? È l'uomo o la donna? Chi invita? Chi invita? Qual è la domanda? La domanda è chi Uomo e una donna, chi devi giusto? pagare? Una donna. Se io invito lei, pago io. una Se bella lei, coppia, se lei mi invita, paga lei. Lo rispetto, ma io non invito nessuno perché io sono una donna. Io non invito nessuno perché sono un uomo. Non significa che tutte le donne non mi invitano. No, è vero, hai ragione, però Infatti se tu non mi inviti lo faccio io. Lo so facile. capisco il tuo discorso, hai ragione. Però, ragazzi, Perché sempre c'è il pero. eh sì, perché noi siamo sempre donne e lo so. voi siete sempre uomini. Sì, ma no. Ma dai, ma non mi dire. Wow. Noi facciamo tanto lavoro pesante noi. Sì, per Cioè, carità, abbiamo però costruito noi impero. donne apprezziamo i piccoli gesti. Se tu mi inviti a uscire devi pagare tu per forza, ma non perché io voglio che tu paghi, perché sono una donna e mi aspetto che tu ti paghi, ma non, capito, niente di personale. Credimi che per me è molto personale. Io penso che le cose devono avvenire in maniera naturale. Bravo, ma io sono una donna non e sono so obbligato a quanto fare valgo. Io sono una donna e so quanto valgo. E anche un uomo sa quanto. Una donna vale quanto tutto. Una donna vale tutto, ragazzi, ma non perché sono una donna io, qualsiasi donna vale tutto, ragazzi, perché la donna... La capra è il migliore animale che c'è, dopo la donna. Porta, non so come dirlo in modo, io parlo in modo inglese, Prende ma tutto il tempo, no, tranquilla, siamo qua. Una donna Tanto siamo- vale quanto un uomo? no. O quanto l'uomo che sceglie almeno? Ma Ciao, è ciao, quello ragazze. che sbagliate voi uomini, perché voi uomini vi mettete in competizione con noi. No. Ma tu non ti devi mettere in competizione con noi. Wey, stiamo andando. Ehi, amore, dai, braccino, io lo abbraccio a lui, io abbraccio a te. diversi. Lo non so. è niente di Beh, è personale, normale, o voi no? siete Dio un'opera di ci ha arte. creato diversi. Ovviamente. Voi ci ha creato come Però noi, uomini. l'uomo ha bisogno di pace. che L'uomo cosa quando devi arriva a casa, perché noi facciamo una guerra vecchio fuori. Noi siamo in guerra. Quando facciamo arriviamo a la guerra casa. qui dentro. Sì, e poi quando arriviamo a casa vogliamo pace. Ma anche noi donne, ragazzi. Infatti. Davvero, anche noi donne. Vabbè, È sì. uguale. È Ma vero. non che una cosa è più dell'altra, capito? Voi uomini siete uomini e noi siamo donne. Ma non che noi siamo migliori di voi o voi siete migliori di noi, capito? Siamo diversi, ragazzi. Io voglio un abbraccio voi due, basta, un abbraccio, Dai, un sì, abbraccio, un abbraccio e un siete bacino, simpatici. dai. Siete sono una bella coppia, vi sposeranno sicuro. Ci avevo... Wow, lo si vede. Io no. No. Ok, un abbraccino, bambino, un abbraccino. Nel corpo, quindi. Ok, siamo in pista, papà. Ok, allora, il flow lo dice tutto. Flow, mi loco, flow de mente. No, a me no, perché io non ce l'ho oggi. Allora, i pantaloni sono miei. Zitto, papà. Allora, Dile marche. allora, come che vi chiamate? Tommaso. Luca. Arrivano dalla Sardegna, loco. Sardegna, mi hanno invitato. Tu no, mi hanno invitato a me. Perché... Allora, per voi chi deve pagare per primo un appuntamento? La donna o l'uomo? Allora, secondo me, Fioi, l'uomo il primo appuntamento deve sempre pagare. L'uomo. Deve pagare sempre. Va Il bene. primo appuntamento, for real. Cavolo, però se tu puoi negoziare il prezzo, perché no? No, più paghi con la figa, più ti apprezza, vai. Non ho capito bene. Paghi con la figa? In che senso? La classe non è acqua, di conseguenza l'uomo deve fare il primo passo sempre. Cavolo, wow. Voi siete due ragazzi intelligentissimi, non posso dire niente, ma la domanda è molto semplice. Se io sono un tavolo, giusto? E vado con 4 persone e spendo tipo 99,50 €, quanto è la metà di 4? Guardale la faccia! La metà di 4. Che cazzo che grave! Sì, 10 aria. tu corri troppo comunque. Quanto corri, oh? È come una saetta. Dovevi vedere la sua faccia, vecchio!
Vabbè, neanche io lo so, comunque, vai tranquillo. Tu lo sai? Tu lo sai? Lo sa lui secondo me, Si è perso anche per Oh, cacca. Papito, piacere mio. Oh, io voglio andare in Sardegna, dai, ci vediamo, papito, dai. Dai, papito. Allora ragazzi, avete visto la serata del fuego, proprio intensa. Siamo all'Innoti, giusto? All'Innoti. Una roba da panico, abbiamo trovato di tutto. Questo è un locale proprio esplosivo, qua si balla, qua si canta, qua. Guarda qua papà, guarda qua. Guarda qua. Guarda qua, guarda qua, guarda qua. Guarda qua, guarda qua. Me amano. La bachata inizia. Dale play, mi loco, dale play. Sí. Only bad thing about a star is they burn up. Rest in peace to Ali.